Don Angelo, parliamo di questa iniziativa editoriale che chiude un po' la stagione culturale che la biblioteca ha offerto. Quest'anno, 2022, abbiamo cercato di riprendere la vita normale, pian pianino, cerchiamo di restituire alla Lucchesiana la funzione di promozione culturale per il nostro territorio. Alcune iniziative sono state già realizzate. Nel mese di dicembre, in modo particolare, la Coop Culture ha realizzato diversi eventi qui in Lucchesiana con le mostre di volumi antichi, poi mostre sul Natale e poi le tradizioni popolari esponendo un testo del P3. Ecco, una iniziativa che ha valorizzato ancora di più la Lucchesiana, che ha animato il periodo natalizio della nostra città e naturalmente tutto questo opera della Coop Culture con il sostegno e il patrocinio del direttore del Parco Archeologico, al quale va sempre la nostra gratitudine. E a conclusione di quest'anno la presentazione del libro di Pietrangelo Buttafuoco, Sono cose che passano, un'iniziativa che ha pensato, ha promosso, organizzato, ha coordinato Roberto Bruccoleri, e anche lui va la mia gratitudine, e tanti altri eventi. A dire la verità, quest'anno ci sono stati qui in Lucchesiana la mostra del FAI Genesi con l'esposizione di un'opera meravigliosa, straordinaria, che veramente ha dato una maggiore attenzione alla biblioteca. Per questo ecco, io sono sempre grato a tutte queste persone che con tanta passione e con il vero spirito di volontariato collaborano per mantenere in vita la nostra prestigiosa istituzione culturale qual è la Lucchesiana. Pietrangelo Buttafuoco oggi alla Lucchesiana chiude un po' le tante attività culturali della biblioteca, un luogo importante per la sua storia, per quello che vi contiene. Ecco, che libro è il suo? Innanzitutto sono stordito dalla bellezza della Lucchesiana, sono ammirato della potenza che ne emerge, storia e grazia, ed è qualcosa che ci riguarda innanzitutto perché la Sicilia è questa cosa qui, e il mio libro, diciamo, che ha trovato una giusta dimora, ed essere qui è innanzitutto un grandissimo onore. Lo vedo e lo vivo come un augurio. Una storia che si svolge nel Messinese negli anni 50, ecco, che messaggio vuole lanciare il libro? Io voglio raccontarvi di una divertentissima tragedia. L'unico messaggio è quello di essere ancora una volta letteratura, messa in scena, perfino intrattenimento. Ecco, come quando qualcuno prende qualcosa e s'arricria. È una storia vera o c'è qualcosa di, diciamo, anche di fantasioso? Tutto ciò che sembra finto è vero, e tutto ciò che sembra vero è immaginazione. Pietrangelo, come guarda a questo momento della politica italiana? Lei è sempre presente nei talk show nazionali ed è sempre molto piccante nelle sue argomentazioni. Diciamo che per un 70% di difficoltà c'è un 30% di grande soddisfazione, e nessuno può parlare, questo è il bello, perché non è che proprio ora che non ci sono hanno le soluzioni, quelli che non ci sono che per 100 anni ci sono stati. Insomma, godiamoci le soddisfazioni. Insomma, un bilancio positivo in questi primi giorni di governo della Meloni? Sì, assolutamente. Non sta sbagliando un passo. Dopo Buttanissima Sicilia, che ha avuto un grandissimo, diciamo, risultato, riscontro letterario, cosa ci sarà in pentola dopo ovviamente questa anche pubblicazione che presenta oggi? Trattandosi di questioni d'arte, io già con un ottimo compare qual è Lello Analfino, con Salvo Pipero, con Giuseppe Di Pasquale, ci dedicheremo proprio all'arte, agli spettacoli, alla poesia,
al puisiare, per dirla con Lello Analfino, che costruisce la meraviglia della giornata. Sì, un nuovo libro di Pietrangelo Buttafuoco che segue già i suoi tanti e numerosi successi, e questo volume si pone come un florileggio di tanta letteratura e storia civile e culturale siciliana. È come se in qualche maniera questo volume in termini combinatori mettesse insieme, intersecandoli perfettamente, numerosi momenti della nostra vita passata, di una storia che è fatta di momenti chiari ma anche di ambiguità, di oscurità, di zone d'ombra che non sono facilmente decodificabili. Questo libro tenta in forma assolutamente romanzesca di mettere insieme tutti questi elementi e diventa una sorta di anti-Gattopardo, di Gattopardo postmoderno per certi aspetti, quindi vivifica una tradizione siciliana che è stata molto forte e presente, ma lo fa con gli strumenti della contemporaneità. Credo che questo libro possa dare molto alla nostra letteratura, offrendo anche un punto di vista assai poco convenzionale che probabilmente servirà anche a recuperare alcuni segmenti della letteratura siciliana che ad oggi sono stati obliati senza ragione. Un evento sicuramente importante, questo della Biblioteca Lucchesiana, che chiude un po' l'anno per i tanti eventi culturali. Oggi la presentazione di questo libro di Pietrangelo Buttafuoco. Sì, ci tenevamo a chiudere l'anno con un autore di spicco, di prestigio, tra l'altro siciliano, molto conosciuto non solo in Italia ma anche fuori, tra l'altro autore di libri bellissimi, sempre con la Sicilia di sottofondo, quindi è una cosa a cui abbiamo organizzato già da molto tempo. Una data è stata chiusa già l'estate scorsa perché, come si può ben immaginare, una persona che Buttafuoco è sempre molto impegnata, è stato gentilissimo e siamo felici qua alla Lucchesiana ed emozionati.